Bilancio di fine anno con sguardo puntato al 2023. Paolo Lunardi, presidente di Confcommercio del Mandamento di Bassano, riesce a coniugare ottimismo a senso pratico. I 12 mesi che imprenditori e consumatori si sono lasciati alle spalle non sono stati facili, ma va sempre considerato il fattore Veneto, quella naturale propensione a fare di necessità virtù e trovare sempre soluzioni nuove. Tornando al 2022, le difficoltà sono state molteplici e i paragoni con il 2019, l'anno prima della pandemia, sono impietosi. A livello regionale sono tante le attività commerciali che hanno dovuto alzare bandiera bianca. Si parla di un 5.000 imprese, più di 5.000 imprese chiuse dal 2019 al 2020, per poi fare un conteggio che più di 20.000 persone hanno perso il posto di lavoro. Il tasso di disoccupazione però scende dell'1,5%, ma nonostante tutto, se si può parlare di ripresa, è una ripresa leggera. La cosa interessante però che per quanto riguarda il nostro comparto si sono spostati la tipologia e la peculiarità degli acquisti. E infatti il ritorno al commercio di vicinato, al negozio sotto casa o in centro storico fa segnare un incoraggiante più 5% rispetto al 2019, mentre cala proporzionalmente l'e-commerce. I settori più penalizzati in questo 2022 sono quelli degli elettrodomestici, meno 8%, e dei mobili, meno 5,7%. Diminuisce anche il potere d'acquisto delle famiglie. Tutte le famiglie adesso sono sotto il gioco delle spese spaventose dell'energia all'interno delle famiglie. Le retribuzioni sono ferme, pertanto la capacità di acquisto è andata in regresso. Ma come detto, il futuro lancia segnali di ripresa. Il nuovo anno, seppur mantenendo un percorso a ostacoli, sembra davvero quello giusto per ripartire. Quindi un 2023 presente in chiusura che ci lascia comunque speranza e ottimismo. Guarda, io come imprenditore vedo sempre il bicchiere mezzo pieno, per cui sono speranzoso. E questa è la forza degli imprenditori certo, veneti. Certo, certo.